del Tribunale Costituzionale del Cile, borseggiato nei pressi della stazione di Santa Lucia, stava tornando da una visita al Palazzo della Regione. Pessima immagine per Venezia, la rabbia dei consiglieri. Affetto da stress tossico, la diagnosi per l'imprenditore bengalese di Mestre dopo l'accoltellamento subito, ora come conseguenza ha un grave problema alla vista. Ladro di telefonini preso, arrestato, subito libero, come racconta in prima persona il derubato, uno studente adolescente del liceo Morin della Gazzera. Ecco cosa significa avere lo status di comunità marina, a spiegarlo nella veste di sindaca di Cavallino Treporti, nonché coordinatrice nazionale del G20 Spiagge, Roberta Nesto. Basilica di San Marco a Venezia, accordo solo a metà per il posizionamento delle paratoie mobili, l'intervento dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17. Una banca ha formalizzato l'acquisto di Palazzo San Pantalone a Venezia. L'edificio su cui facciata è dipinta l'opera Il bambino migrante dell'artista Banksy ospiterà mostre di street art. Dopo la presentazione a Roma andiamo a scoprire come sarà il padiglione Vaticano presente alla 60ª esposizione internazionale alla Biennale d'Arte che verrà inaugurato il 19 aprile. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con le notizie, la cronaca in primo piano, lo avete sentito dai nostri titoli, borseggiatori scatenati a Venezia. Questa volta ad essere derubato al suo arrivo in città è stato un ministro del Tribunale Costituzionale del Cile. Qualche mese fa era accaduto anche al ministro della Cultura brasiliano. Alleggerito del portafoglio. José Ignacio Vázquez Márquez, ministro del Tribunale Costituzionale del Cile, in visita istituzionale per i lavori della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto, la Venice Commission, e l'ultima vittima delle razzie dei borseggiatori, e tra le personalità politiche si affianca il ministro della Cultura brasiliano Margareth Menezes, che qualche mese fa in visita ufficiale in Laguna aveva chiesto espressamente di utilizzare i mezzi pubblici per vivere Venezia come un cittadino qualunque, e n'era scesa anche lei alleggerita del portafoglio. Márquez era atteso anche a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, tra gli altri da Luciano Sandonà, presidente della prima commissione consiliare, che si occupa anche di relazioni internazionali. Il borseggio avvenuto ai danni del ministro della Corte Costituzionale cilena, il dottor Vázquez, è l'ennesimo episodio di microcriminalità che c'è stato a Venezia. Ce ne sono stati segnalati tantissimi anche negli scorsi mesi. Credo che questi episodi sia ora di dare un taglio definitivo, perché queste persone che agiscono in questa maniera nella splendida nostra città di Venezia sono sempre le solite, sono stati individuati fra l'altro non solo dalle autorità competenti ma anche da un gruppo pubblico che denuncia periodicamente ciò che succede a Venezia. Recentemente proprio il gruppo dei cittadini non distratti aveva lanciato l'allarme su come i borseggiatori a Venezia non siano più piccoli criminali che vivono di espedienti giorno per giorno, ma affiliati ad organizzazioni più ampie con ramificazioni internazionali. Intanto il ministro del Tribunale Costituzionale del Cile è se non altro riuscito a salvare il passaporto che si trovava su un'altra tasca, ma per tutto il resto è dovuto ricorrere all'aiuto del consolato del suo paese. Occorre trattare con maggiore durezza e maggiore responsabilità tutto ciò che succede a Venezia, perché non ne va solo l'immagine di Venezia ma anche l'immagine del Veneto e del turismo nel nostro paese. Stress tossico è la diagnosi per l'imprenditore bengalese di Mestre dopo l'accoltellamento subito, e ora anche dei problemi alla vista proprio per il trauma. La bella notizia che si accompagna a quella brutta, la grande festa sabato prossimo per il ritorno al lavoro di Abul Kasam, l'imprenditore bengalese accoltellato circa 2 settimane fa nella sua pasticceria di Corso del Popolo a Mestre, dove ci diamo appuntamento per questa intervista. È lui stesso a raccontarci il suo attuale pessimo stato di salute come conseguenza dell'assalto subito, mostrandoci la cicatrice sulla fronte, frutto dei fendenti al volto sferratigli dall'aggressore, il cliente romeno identificato ma ancora in fuga. Qua 4. Sì, adesso sto bene, grazie a Dio, però è già arrivato una nuova problemi dei miei occhi destra, perché è troppo steso e un po' di nervoso. Edema macolare all'occhio destro con improvvisa e saltuaria perdita della vista per stress tossico, così dal referto dello specialista dell'ospedale di Mestre che lo ha visitato giusto un giorno fa.
I gravi problemi, effetti collaterali dell'abuso fisico ed emotivo cui è stato sottoposto. Il mio occhio destra sempre arriva un po' di buio e un po' di macchia davanti, per così è andato al dottore, il dottore mi ha mandato all'ospedale. E ospedale, quando è controllato di oculistico, e trovato che occhio è entrato proprio shock. Shock subito anche 5 giorni fa per una rissa registrata accanto al suo locale, sempre qui in Corso del Popolo. Ti dico la verità che io non sento che vita tranquilla, sento sempre paura e nervoso. In materia di sicurezza ed igiene chiede al sindaco e Veritas la rimozione o perlomeno lo spostamento dei cassonetti di fronte al suo locale, perché è capitato e capita che siano nascondiglio di malintenzionati e tossici, spiega, annunciando la sua partecipazione alla marcia per la sicurezza. La cui data si deciderà lunedì prossimo nel corso dell'incontro delle 36 associazioni del territorio. Anche io devo partecipare con questa marcia perché io penso che bisogna questa marcia per sicurezza, per avvisare tutti. Ladro di telefoni preso, arrestato e subito libero, il racconto di uno studente derubato. Eravamo su un autobus a Mestre quando non trovo più il telefono, ce l'avevo in tasca, e mentre questo ragazzo, che appunto era anche lui salito sull'autobus, scende, sento le cuffiette staccarsi dal telefono, poiché il telefono me l'aveva preso. È il depredato, lo studente quindicenne del liceo Morin alla Gazzera, a raccontare in prima persona del furto del telefonino subito in un bus di Mestre circa un mese fa e di come, insieme ai suoi amici, pur essendo riuscito a recuperarlo, facendo pure arrestare il ladro, abbiano rincontrato quest'ultimo a piede libero nei giorni successivi al furto, nonostante la querela di parte. L'abbiamo rivisto in giro tranquillo e ci avevano avvertito purtroppo anche i poliziotti quando abbiamo fatto la denuncia che probabilmente non sarebbe accaduto niente perché noi non l'avevamo visto nell'atto del prendere, e quindi qualche ora dopo l'arresto sarebbe uscito però con una denuncia a suo carico, ma purtroppo sarebbe ritornato a delinquere. Cosa significa avere lo status di comunità marina? A spiegarlo nella veste di sindaca di Cavallino Treporti, nonché coordinatrice nazionale del G20 Spiagge, Roberta Nesto. Al G20 Spiagge di Lignano Sabbiadoro prosegue la richiesta di riconoscimento di comunità marine anche per Cavallino Treporti, località che dai 15.000 abitanti dei mesi invernali passa per quelli estivi a un numero decisamente più consistente, con una pressione turistica stagionale del 147%, come spiega il sindaco Roberta Nesto, oggi anche nella veste di coordinatrice nazionale G20 Spiagge. Noi abbiamo delle punte da 120.000 a 130.000 e quindi un indice di pressione turistica superiore ai 100. Lo status di comunità marine per garantire in primis maggiore sicurezza con più forze dell'ordine sul territorio, insieme alla garanzia di offrire maggiori servizi alla popolazione. Il tema dei rifiuti, il tema della sanità, tutta una serie di altri temi che ovviamente sono fondamentali perché gli ospiti stiano bene, ma soprattutto perché i nostri residenti stiano bene. La politica ora, dopo la bocciatura in Senato dell'emendamento della Lega sul terzo mandato, il senatore Dem Martella dice sempre più evidenti le divisioni nella maggioranza. Con la votazione di ieri si chiude una fase che sarà destinata a creare in Veneto un quadro molto complicato tra le forze di centrodestra, e noi come Partito Democratico ci candidiamo ad essere protagonisti di questa nuova fase. Per il senatore Martella la bocciatura in aula a Palazzo Madama dell'emendamento della Lega che il PD aveva battezzato Salva Zaia mette la parola fine ad una vicenda che un mese fa aveva visto un primo no da parte della Commissione Affari Costituzionali. Il risultato è che la Lega è stata isolata, che la maggioranza si è divisa anche su questo punto, come su tante altre questioni che sono sotto gli occhi di tutti. Nell'emendamento anche la proposta poi ritirata dell'eliminazione dei ballottaggi nei comuni sopra i 15.000 abitanti per i sindaci che al primo turno superavano il 40% dei voti. Penso che sia una cosa giusta
perché il nostro sistema istituzionale, la nostra democrazia ha bisogno di regole certe che non possono essere cambiate in corsa. Quanto accaduto in Senato per Martella è un chiaro segnale politico di un'alleanza tra Fratelli d'Italia e Lega che si tiene, dice il segretario regionale Dem, con un collante che è il potere, ma le divisioni sono sempre più grandi. Basta vedere cosa sta succedendo nella nostra regione. Basta vedere il dibattito che c'è su grandi temi. C'è uno scontro di potere sul futuro. Chi si candiderà ad essere presidente della regione? Sarà uno di Fratelli d'Italia? La Lega lo rivendica per sé. Questo determinerà uno scontro. In Veneto si chiude una stagione politica durata 30 anni tra Galan e Zaia e che se ne può aprire un'altra. Basilica di San Marco a Venezia, accordo solo a metà per il posizionamento delle paratoie. 3 mesi dopo l'Epifania, quando la Basilica di San Marco venne allagata dall'acqua alta perché mancava il personale che provvedesse al posizionamento in tempo utile delle barriere, nonostante l'acqua avesse già raggiunto la piazza, non è stata ancora trovata una soluzione definitiva a questo problema. Una risposta c'è, ma è solo parziale. Il Provveditorato alle Opere Pubbliche si è dichiarato infatti disponibile a effettuare l'intervento, ma solo da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17, ovvero in orario d'ufficio. Una soluzione che non è condivisa affatto dalla Procuratoria di San Marco. Davis Rizzo, portavoce delle imprese costruttrici, ribadisce. Ci lascia molto perplessi è che su questa storia credo che si sia veramente superato il limite della normale pazienza che insomma una persona di buon senso può avere. Il tema per la tutela della Basilica resta di primaria importanza. Stiamo parlando della manutenzione, cioè della installazione delle paratoie in caso di acqua alta sulla piazza, sui varchi che sono presenti all'interno della barriera. Ora io so che ci sono state fior di riunioni dove si è discusso di questa cosa, insomma, saranno addivenuti a una soluzione condivisa. Scoprire poi che proprio così condivisa la soluzione non è. Chi metterà le barriere in vetro a protezione della Basilica in caso di bisogno in altre fasce orarie? Occorre trovare una soluzione in tempi stretti, dice Rizzo. Si arrivi in tempi più che stretti a una soluzione di un problema che insomma rappresenta sicuramente un qualcosa da risolvere, ma insomma se siamo riusciti a far funzionare il Mose, insomma non voglio neanche pensare che non si riesca a trovare il modo per installare i panconi e la barriera in vetro. Qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo in centro storico a Venezia perché Banca Ifis ha formalizzato l'acquisto di Palazzo San Pantalon, sulla cui facciata dipinta l'opera di Migrant Child dell'artista Banksy. Il presidente Fassio della banca ha annunciato che presto partiranno i lavori di restauro dell'immobile per restituirlo a Venezia in una nuova veste in cui i giovani artisti della street art potranno esporre le proprie idee e le proprie opere d'arte. E parliamo ancora di arte perché andiamo a scoprire come sarà il padiglione Vaticano che sarà presente alla 60ª Biennale d'Arte. È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia verso l'apertura del padiglione Vaticano intitolato Con i miei occhi alla 60ª esposizione internazionale della Biennale d'Arte di Venezia, che sarà allestito all'interno del carcere femminile della Giudecca, aperto al pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre e il 28 aprile verrà visitato anche da Papa Francesco. Ecco com'è nato il progetto. Noi vogliamo che queste cellule vitali della società entrino nei nostri istituti penitenziari, ci aiutino alla opera di risocializzazione, rieducazione della popolazione detenuta. Quando li hanno proposto, cosa ha pensato? Ho pensato che fosse un dono divino. Io sono credente, ho pensato che era esattamente quello che a un cristiano che oggi ha un compito
una missione importante come quella di dirigere l'amministrazione penitenziaria era un dono che non poteva essere rifiutato, anzi che forse era atteso da tanto tempo. Posso soltanto ringraziare a Monsignor Muraglia e al Patriarcato di Venezia tutto il sostegno che offre a questa iniziativa. Per accedere al padiglione i visitatori dovranno prenotarsi online, 4 visite al giorno in orari diversi per gruppi di 25 persone circa. Essendo all'interno di un carcere non si potranno scattare fotografie o portare con sé il proprio cellulare durante la visita. E adesso quindi si stanno elaborando i progetti, un progetto che è eccezionale, di forza, di vitalità, che danno le ragazze che partecipano quindi al padiglione, che hanno deciso di partecipare, sono tutte nelle case di detenzione, quindi è un nuovo modo anche di vedere l'arte e di lavorare per noi che facciamo questo mestiere, in più che tutto l'apporto umano che ci stanno dando. C'è un legame profondo tra l'isola di Saline in Sicilia e il Lido di Venezia, ce lo racconta la scrittrice Martina De Michele. L'amore per le isole è un tratto fondamentale della personalità di Martina De Michele, scrittrice e artista che sa parlare dritta al cuore, testimoniando valori che provano a costruire un mondo migliore di pace, in cui ognuno si possa sentire a casa. C'è tutto questo e molto altro nel suo secondo libro dal titolo Ma i gechi di giorno dove vanno, che racconta il suo amore per l'isola di Saline in Sicilia, ma anche un suo legame profondo con il Lido di Venezia. Qual è il tuo messaggio? Cosa ti sta a cuore? Il messaggio è che la casa è un posto difficile da trovare e che quando la trovi bisogna tenersela stretta, ma casa può essere il posto dove ti senti appartenere a una realtà e tutti abbiamo diritto di cercare la propria. La presentazione in Sala Laguna del Patronato di Sant'Antonio durante una serata che ha messo insieme anche un concerto con musica dal vivo e sapori della cucina siciliana per raccontare il sogno di un mondo dove ci si possa reciprocamente sostenere e aiutare ogni giorno. È un'esperienza per cui c'è la musica del luogo, dei cantautori siciliani, ci sono alcune parole del libro, ma soprattutto c'è un pericena siciliano perché si conosce un posto attraverso la sua musica, i suoi sapori, i suoi colori, la saggezza del popolo che l'abita. In cuore sì all'interno di un'isola, un po' per l'appartenenza a una realtà che è molto forte, quella dell'isola, e un po' perché il mare racchiude moltissimo di quello che sono e che mi è sempre piaciuto fare. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, ora vi lascio al meteo e vi auguro una buona serata, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. L'alta pressione si indebolisce e non è da escludersi il passaggio di una veloce e debole perturbazione atlantica. Il dettaglio di venerdì 15 marzo. Sul Veneto avremo qualche nebbia di mattina, specie in pianura, ma lascerà presto spazio al sole. Nel pomeriggio, tuttavia, il cielo sarà più nuvoloso, poi nella notte saranno possibili anche dei piovaschi. Le temperature saranno in lieve aumento, minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 14 e 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza soleggiato, nuvolosità però in aumento dalle ore pomeridiane con cielo a tratti coperto. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, avremo schiarite alternate ad annuvolamenti con possibili deboli precipitazioni a partire dalla sera. Temperature minime sugli 8 gradi, massime intorno ai 17-19 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.